Cambiano le regole del parcheggio a Feltre, o meglio, cambieranno verosimilmente dall'autunno. Le ZTL devono infatti avere approvazione ministeriale. Cambieranno in centro storico e cambieranno di notte e di domenica. Gli spazi di sosta saranno in queste fasce orarie dedicati prevalentemente ai residenti. Gli accessi saranno ai residenti e agli aventi diritto a attività commerciali piuttosto che attività produttive, che verranno anzi valorizzate nelle loro funzioni, garantendo anche ai fruitori delle loro attività dei permessi particolari. Pensiamo all'ospitalità per chi arriva da fuori nei B&B piuttosto che nelle case alloggio e quant'altro, e anche per la ristorazione abbiamo previsto delle modalità un po' più specifiche. I posti nella cittadella alta, tra i palazzi storici, sono poco più di 200. I 400 residenti ne vorrebbero quasi 300, ma ne potranno avere la metà. Certo è che, sperando in una rivitalizzazione di via Mezzaterra, si vuole evitare il rischio di assistere ad un intasarsi di automobili. Il motivo principale per cui arriviamo oggi a questa attivazione è perché stanno finendo in centro storico una serie di grossi cantieri che dalla fine di quest'anno aumenteranno di molto l'attrattività culturale del centro storico. Pensiamo solo al teatro, che passerà da 130 a 300 posti a sedere e che entrerà a regime proprio con l'autunno-inverno 2021-22. Questo significherebbe che 1-2 volte alla settimana sarebbe possibile avere 200-300 persone che vengono in centro storico con la propria auto per assistere agli spettacoli nell'orario serale, tarda serata.